3, 2, 1, eccola qui. In esclusiva e in anteprima la guida Magnat. E non è più Mangiar Bene, si chiama Best Gourmet. Ma a me piace Mangiar Bene. Ma a me è sempre il discorso di Magnat. Lo Si so parte che c'è, da lì, c'è si parte il un'affezione. mangiare, esatto. C'è un'affezione al nome. Poi ovviamente adesso la guida è diventata internazionale, è diventata Best Gourmet e basta. Best Gourmet. Allora, eravamo fermi da un po' di giorni. Siamo stati fermi dall'edizione del 2020 fino a oggi, perché sapete bene cosa è successo. Come editore non me la sentivo di andare a disturbare la ristorazione che viveva un momento difficile. Poi piano piano è ripartito tutto, non siamo ancora per i massimi in Italia per quello che è il mondo della ristorazione, che ha molti problemi gestionali ancora. Però noi siamo usciti perché era doveroso uscire e perché avevamo tante cose da dire. Abbiamo fatto un'edizione storica che è la 25esima edizione, a 500 ristoranti, 100 grandi vini e 100 grandi prodotti di food d'autore nella macro regione della Biaglia. Quante pagine sono? 762. Ecco, allora noi leggeremo 2 pagine al giorno per un anno, avremo di che raccontare, giusto? No, ma l'importante non è leggere tutta la guida. Direi no. che quando ti sposti, se ce l'hai dietro, ci butti No, l'occhio e dici mi fido di questa guida e vado Non è in uno vero, dei ristoranti. io vi consiglio di leggerla, è un libro. È un libro, sì. È un percorso, un itinerario che voi, paginetta dopo paginetta, vi renderete conto di quanta eccellenza c'è. Ce n'è tanta e Maurizio è andata a scoprirla, a trovarla, a intercettarla e a presentarla qui dentro. E secondo me va letta. Sì, anche molti collaboratori, però effettivamente a volte noi viviamo nel nostro territorio senza codici quale cose ci troviamo in esso. Ci sono delle cose che sono veramente meravigliose e tante persone non le conoscono. Ci sono locali che tanta gente non li conoscono, locali di frontiera, locali di montagna. Noi in questa edizione abbiamo dal ristorante di cucina moderna al ristorante della cucina classica tradizionale, alla trattoria, all'osteria con cucina, ai ristoranti in quota, ai rifugi, alle pizza gourmet, è incredibile. Abbiamo un mondo, basta. Fermatelo. Ci sono anche di Padova. Anche ci mancherebbe. No, leggetela. Guarda che sarà in edicola. Facci vedere. In libreria è partita oggi, quindi Quindi cominciate già a chiederla perché pochi giorni, 2 o 3 giorni siamo. La troverete. Siamo E poi in tutte le piattaforme. E poi in social ci direte cosa ne pensate e noi diremo a Maurizio che è una bellissima guida, speriamo. Sì. Non so, dovete dirmelo voi. Dovete dirlo voi. Consultatela e dopo. Naturalmente io, essendo un grande amico di Maurizio, non ho scritto su questo perché lui mi tiene molto in considerazione. Non è vero. Non è vero. No, non è vero. Ciao a tutti, salutiamo tutti. È un amico, lo tengo molto in considerazione, anzi 1 o 3 milioni di amici. A presto e mi raccomando, Best Gourmet. Grazie, a presto.